Due vistosi e diabolici corni rossi sulla testa. Nella mano invece un rosario con il crocifisso avvicinato alla bocca nell'atto di baciarlo. Così è stato raffigurato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un murales apparso, sembra tra sabato e domenica, nella galleria del sottopasso pedonale di Ponte della Gobba, lungo il Sile a Treviso. L'opera, il cui autore rimane al momento sconosciuto, non è passata inosservata, soprattutto sui social. Sulla pagina Facebook La Bella Treviso, ad esempio, qualcuno ha pubblicato la foto, scatenando in poche ore una polemica tanto vivace quanto incontrollata, al punto che il post è stato poi rimosso dagli amministratori. Da una parte chi apprezza intento satirico ed esecuzione artistica, dall'altra invece chi respinge l'attacco a Salvini o lo considera semplicemente un atto vandalico. In buona compagnia, c'è da dire, i muri del sottopasso sono già lavagna per i writers e non da ieri. Ma in questo caso il bersaglio preso di mira è il ministro dell'Interno e il murales ha di fatto le ore contate. Chiaro a proposito il commento del sindaco Mario Conte: non è arte ma provocazione e per questo lo farò togliere. Salvini amato e odiato, in grado di polarizzare lo scontro come pochi, capitano sovranista o Satana con rosario in mano. Icona dello scontro politico moderno, su di lui striscioni, scritte e murales, tutti della vita breve. Come nel novembre scorso, quando il suo volto apparve così su una rotatoria di Castelfranco, cancellato dopo poche ore. Questo Salvini è in bianco e nero, ma di rosso fuoco sono le corna ed il crocifisso, provocatoriamente accostati dallo sconosciuto autore. Alcuni hanno avanzato un legame con gli altri murales dipinti poco più avanti lungo la Restera, nel corso del recente Festival Antropica, ma l'ipotesi è stata smentita. Piuttosto, questo murales sembra richiamare quello apparso l'anno scorso a Roma, a pochi passi da Montecitorio, con il bacio tra Salvini e Di Maio, irriverente allegoria del contratto di governo che i due stavano scrivendo assieme.